Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Il Carbonia, tutto grinta e cuore di mister Graziano Mannu, non è riuscito a regalare ai propri tifosi la vittoria contro il Tortolì nella 21ª giornata e sesta di ritorno del campionato regionale d'eccellenza. La formazione bianco-blu scesa in campo con l'intento di ottenere l'intera posta in palio ha dovuto fare i conti contro il rossoblu ogliastrini, decisi con uno schieramento tattico ben impostato dal tecnico Martinez a vender cara alla pelle. Dopo una breve fase iniziale di studio era la formazione mineraria con un gioco corale a costruire buone trame offensive, con un centrocampo robusto composto dal dinamico ed esperto Nicola Sanna, oltre all'argentino Mendes sempre puntuale negli inserimenti. Ed infatti i bianco-blu creavano intorno al sesto minuto un'azione insidiosa con il bomber Trogu direttamente su calcio piazzato impegnando Piras dalla distanza. 2 minuti più tardi azione elaborata del Carbonia, con conclusione finale ancora di Trogu alla ricerca del gol del vantaggio e parata a terra dell'ottimo Piras. Le giocate offensive ariose dei sulcitani mettevano in serio imbarazzo il Tortolì, che cercava a sua volta di ripartire con folate improvvise in contropiede, per la verità senza creare seri pericoli verso la porta a difesa da Bove. Bisognava così attendere il finale del primo tempo per gustare le azioni salienti della gara. Alla 43esima il Carbonia costruiva la palla del vantaggio. Incursione in area di Trogu con cross deviato con la mano da Cocco, rigore decretato dal direttore di gara e trasformato dallo specialista Murru al suo 14° gol personale. Reazione veemente del Tortolì, che allo scadere del primo tempo nel giro di 2 minuti costruiva 2 palle gol. La prima al 46esimo su cross di Vergori, sul quale interveniva da distanza ravvicinata Nieddu, impegnando severamente il reattivo Bove. 1 minuto più tardi, sugli sviluppi di calcio d'angolo sulla destra dell'ottimo Murreli, pennellati in aria con deviazione aerea vincente per l'1-1 dell'attaccante Nieddu. Nella ripresa il Carbonia, strigliato dal suo tecnico, tentava subito di sorprendere gli avversari con una punizione dello specialista Trogu da 30 metri, impegnando alla ribattuta coi pugni il portiere Piras. Al 7° minuto tiro in fotocopia del solito Trogu con il portiere ospite sempre attento nella respinta. All'8° sul capovolgimento di fronte era il Tortolì a rendersi pericoloso con Nieddu, pronto a calciare un gran tiro dalla distanza impegnando Bove per la deviazione in angolo. Al 21esimo azione gol del Carbonia, i centrocampisti ospiti perdevano ingenuamente il pallone, contropiede con Lebiu lanciato tutto solo davanti al portiere, il cui tiro veniva bloccato in extremis da Piras. A 12 minuti dal termine il Carbonia, tutto riversato nella metà campo avversaria, dopo un'azione elaborata presentava lo scatenato Trogo in piena area sulla sinistra. Appoggio al centro per Murru che da posizione ravvicinata, porta ormai sguarnita, spediva incredibilmente al lato mangiandosi il gol vittoria. Finale in forcing del Carbonia che chiudeva la partita sulla parità per un risultato che accontentava maggiormente la formazione ogliastrina. Graziano Mannu, tecnico del Carbonia, un pareggio quest'oggi contro un Tortolì venuto qui per cercare perlomeno un punto. Sì, cercavano un punto, si è capito dall'inizio e con la determinazione ci sono riusciti. Io solo da fare i complimenti alla squadra perché ha lottato dal primo al 90° minuto, ce l'abbiamo messa tutta e per una piccola disattenzione su una palla nativa abbiamo preso gol. Però bisogna solo dire bravi ai ragazzi perché giocare a calcio e provare in tutti i modi a vincere la gara e non riuscirci dispiace, però merito anche al Tortolì che si chiudeva abbastanza bene. Comunque un Carbonia generosissimo anche nel corso della ripresa. Assolutamente, sono d'accordo, il Carbonia è stato generoso e sono dannati l'anima a tutti quanti. Sapevamo che logicamente su tutte le squadre che vengono a Carbonia si chiudono un po' di più e allora dobbiamo solo lavorare bene per trovare magari altre soluzioni per portare a casa i 3 punti. Beppe Martinez, tecnico del Tortolì, un punto guadagnato con merito. Sì, ritengo che oggi il Tortolì abbia disputato un'ottima gara, l'ha interpretata nel modo giusto, ha limitato quello che era il potenziale di questo Carbonia, che è un'ottima squadra e che sta facendo un campionato eccezionale, in grande forma. E noi oggi un motivo di grande soddisfazione è questo pareggio perché l'abbiamo ottenuto meritatamente con grande determinazione e in certi frangenti anche con qualità. E soprattutto comunque dopo il gol del vantaggio del Carbonia la squadra ha avuto il merito appunto di reagire subito alla grande e riportarsi subito sulla parità. Sì, il merito di questa squadra, in quest'ultimo periodo stavamo pagando molto, diciamo, una serie di errori che stavamo commettendo, ma il grande merito di questa squadra è che è un gruppo unito, un gruppo forte, che comunque sta attraversando un momento di difficoltà e ha reagito molto bene, sta reagendo molto bene. Un giudizio sul Carbonia?
un'ottima squadra, molto ben messa in campo, organizzata molto bene, che tra le cose ha un potenziale offensivo invidiabile, con dei giocatori che oltre a vedere bene la porta sono anche giocatori di qualità, bravi nell'1 contro 1. E comunque l'aspetto positivo, insomma, quello che viene fuori molto bene è che sono molto bravi nel sviluppare l'azione da dietro con delle ripartenze importanti e molto pericolose per gli avversari. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.